Sì, è stata un'indagine lunga e complessa che ha riguardato dei reati che, come ha detto lei, avevano sicuramente destato allarme sociale, soprattutto perché erano fatti con abbastanza violenza e soprattutto ripetuti nel tempo, a distanza di poco tempo. Parliamo di rapine che sono state commesse da questo gruppo, possiamo dire familiare, perché era composto da 3 fratelli e da un altro soggetto, un complice, che comunque diciamo, faceva sempre parte della famiglia, che tra il dicembre del 2024 e il gennaio del 2025 hanno compiuto tutta una serie di rapine con armi e con auto rubate. Una particolarità che abbiamo riscontrato e che ci ha permesso di concludere in maniera positiva l'attività è quella che diciamo, utilizzavano una macchina rubata solitamente nell'ambito della giornata, che poi scortavano con delle macchine pulite che lasciavano a poca distanza dagli obiettivi. Quindi una volta commessi i reati lasciavano la macchina rubata, riprendevano le proprie auto e questo ci ha consentito appunto di tracciare un po' i loro movimenti e comprendere anche quello che era il loro modus operandi. Senta, due di questi erano già in carcere. Sì, 2 di fratelli sono in carcere perché nel 31 luglio abbiamo proceduto alla esecuzione di 2 misure cautelari, sempre per 2 rapine commesse ad Altivole e a Paese, a 2 farmacie con le medesime modalità. Ma allora abbiamo contestato una serie di rapine aggravate, quindi il reato di rapina aggravata, porto abusivo e detenzione di armi, che però non abbiamo trovato nell'ambito della perquisizione, ma che sono evidenti comunque sia nelle descrizioni che nei video che abbiamo acquisito, e abbiamo anche reato di incendio doloso perché abbiamo documentato che una delle prime macchine, che era una Porsche Cayenne che avevano utilizzato, l'hanno bruciata in diciamo, un luogo abbandonato per una volta che hanno capito che eravamo sulle loro tracce, per dissimulare, per cancellare le tracce della loro presenza e per evitare che se arrivassimo a loro hanno bruciato la macchina. Sì, diciamo che hanno provato a dissimulare la sua assenza, ci avevano detto i genitori che era in ospedale a Pordenone, in realtà insomma l'abbiamo poi trovato sotto il letto, nascosto, nei suoi confronti è l'unica misura gli arresti domiciliari perché gli altri 3 sono custodia cautelare in carcere, mentre la sua era in regime di arresti domiciliari.